Eccoci cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, ben ritornato anche qui in studio Eugenio Gattolin, direttore di Confcommercio Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie. Allora, è un'occasione importante per fare il punto su alcuni aspetti importanti che riguardano il commercio, siamo sollecitati da più parti, da addetti ai lavori, la situazione non è così chiara, poi tanti chiedono anche informazioni sui ristori, risarcimenti. A questo proposito poi avremo anche un collegamento con il presidente di Confcommercio Belluno, Ascom Belluno, Paolo Doglioni, per vedere qual è anche la situazione. Ce l'abbiamo, anzi, quindi lo salutiamo. Ben arrivato qui con noi, Presidente. Buongiorno. Eccola qua, perfetto, per avere un po' lo stato d'animo della situazione in montagna dopo la recentissima notizia della chiusura degli impianti di risalita, quindi vedere un po' cosa pensate, qual è il polso della situazione, anche perché poi nella zona del Bellunese abbiamo da un lato Cortina, che potrebbe essere un ottimo volano di rilancio del settore, dall'altro abbiamo questo provvedimento tra capo e collo, quando molti avevano già programmato le proprie vacanze, diciamo, in montagna. Poi nella seconda parte della trasmissione avremo un rapido collegamento anche con Marco Michieli, presidente di Confturismo Veneto, per fare il punto sulle richieste eventuali di risarcimenti e ristori e il fatto che c'è una differenza tra quanto è stato dato ai comuni per il mancato introito della tassa di soggiorno, quanto invece agli albergatori, che sembrano siano così felici e sorridenti. Allora, io incomincerei con lei, con i distretti, oppure diamo la parola prima al Presidente, visto che siamo freschi dalle dichiarazioni del Presidente della Regione Luca Zaia. Allora, Presidente Doglioni, com'è la situazione? Qual è il vostro stato d'animo? E sostanzialmente non ristori ma risarcimenti, dite? Ma la stagione è finita. A marzo-aprile aprire gli impianti è come andare in spiaggia al mare a ottobre o novembre. La stagione è finita. Prima di tutto la salute, su questo non c'è dubbio, e quindi io non voglio scendere in polemica con chi decide, perché chi decide è un virologo, è un medico, è una persona che comunque è preparata a poter gestire una pandemia. Però abbiamo una sofferenza enorme. I ristori, io ho sempre detto che devono essere adeguati, che poi siano in una maniera o l'altra, devono essere adeguati e soprattutto subito. La montagna, vedete, ha una enorme potenzialità per il Veneto e per l'Italia tutta, ma deve essere aiutata. Vedete, la desertificazione delle zone di montagna porta inevitabilmente a dissesti, che poi si ripercuotono anche nella pianura. Quindi non possiamo desertificare le zone alte, nell'interesse anche delle zone basse, oltre all'interesse economico per il Veneto, per l'Italia, della economia montana, perché questi stanno pagando dei soldi. E quindi vanno aiutati. Cosa vuole? I miei associati oggi stanno soffrendo moltissimo di questa situazione. E io sono molto preoccupato, perché guardate che anche la stagione invernale passata, quella del 20, si è interrotta per la pandemia, quindi abbiamo avuto un'interruzione l'anno scorso, la completa chiusura di quest'anno, si rischia di andare in default per forza se non ci sono degli aiuti. C'è una speranza, lei sa che abbiamo due ministri bellunesi, Daniele Franco e Federico D'Incà. Io in qualche maniera li ho contattati, sì, e spero possano fare, ma non mi aspetto miracoli, perché chi faceva i miracoli lei sa come è finito. Perciò è una situazione che dobbiamo monitorare, dobbiamo essere in prima fila. Confcommercio è in prima fila con i propri associati, fa tutto quello che può, ma la situazione è veramente grave. Lei ha la speranza di lottare contro il ministro Speranza, la vedo dura. Ma no, ma Speranza non è neanche lui un medico, lui si affida, come dicevo prima, ai virologi, ai medici, agli scienziati, i quali stanno facendo un panel di difficoltà per gestire questa pandemia. E come dicevo prima,
la salute prima di tutto. Sì, Presidente, però c'è una cosa, voi avete adottato concordemente anche con la Regione del Veneto dei provvedimenti di contenimento, il 30% di persone potevano risalire negli impianti, tutti con la mascherina, solo prenotando online l'abbonamento sciistico, insomma tutta una serie di situazioni. Certo. Però il problema è che comunque le persone anche in questo weekend, senza andare a sciare necessariamente, ma anche soltanto così afferendo alle strutture, si accalcano e non rispettano le norme di buon senso. Quindi forse bisogna puntare sui controlli perché non... L'ha detto lei, l'ha detto lei, l'ha detto lei. Noi viviamo in un mondo di eterni bambini dove le prescrizioni vengono prese così e così, dove... non è che si possa mettere un carabiniere o un poliziotto a ogni albero per bloccare questa situazione. E certo è che se riparte la pandemia noi andremo verso un lockdown totale e questo sì, cara signora, è un problema grosso perché l'economia non lo sopporta. Poi teniamo presente una cosa. Il mondo di Confcommercio e di Confturismo, che è il nostro mondo Ascom, è quello che sta soffrendo di più, perché l'industria in qualche maniera sta lavorando, l'esportazione, poi dividiamo dai dati, e l'artigianato lo stesso, l'agricoltura di conseguenza, perché in mezzo al prato, insomma, e siamo proprio noi quelli che stanno soffrendo di più, la nostra categoria è quella che sta soffrendo di più. Ma in particolare la montagna in questo momento, perché cosa vuole il mare? Tanto al mare lei non ci sta andando, né io né lei in questo momento. Anche se protestano già adesso. Ma la montagna sì. Assolutamente, le leggo un messaggio che è arrivato gentilmente dalla regia, se lo rimettono in onda, credo che sia un operatore del settore. Ma di cosa stiamo parlando? In una situazione imprevedibile ci stanno i ristori, ma chiudere tutto 4 ore prima della ripartenza, quando si sapeva mesi prima di tutto delle varianti, delle morti, questi incompetenti devono pagare i danni, prendono in giro tutti, chi ha assunto personale, riempito i magazzini di cibo, preparato le piste, ma come fanno a dire di 4 ore prima? Bravissimo. Questo è il discorso, perché non possiamo, e su questa pandemia io sono sempre filogovernativo per un semplice fatto, che chi sta facendo la polenta è inutile che vada lì a dargli pedate perché non riesce più a farla, perciò vediamo. Però è un dato di fatto che qualsiasi normativa arriva la sera prima per il giorno dopo, e questa è gravissima perché, come dice lei, ci sono state assunzioni, hanno battuto le piste, hanno fatto arrivare dei materiali alimentari o di altro tipo nei rifugi, nei bar, nei ristoranti, e adesso o lo rendono o lo buttano via. Quindi hanno ragione che vogliono un risarcimento, perché non possiamo il giorno prima per il giorno dopo, è impossibile. I miei uffici sono stati per un anno in fibrillazione perché arrivava la normativa il giorno prima per il giorno dopo. La domenica per il lunedì, lo sappiamo. Ma non è possibile, abbiamo bisogno di programmazione, su questo non c'è dubbio, anche se posso dare tutte le attenuanti del caso, perché in una situazione pandemica come questa capiamo bene che è una situazione di emergenza per tutti, perciò cerchiamo anche di metterci nei panni degli altri, però anche gli altri devono mettersi nei panni nostri, che in questo momento, in una situazione di difficoltà economica come questa, non riusciamo a vedere una luce, una speranza, ecco, il Ministro, una speranza che ci dia poi per il futuro. E sono preoccupato per la Pasqua, sono preoccupato anche per l'estate, cioè tutte queste situazioni. Veda, fin tanto che non arriverà il vaccino, noi saremo sempre in una situazione aleatoria e molto molto pericolosa. Dobbiamo avere il coraggio in questo momento di essere forti, di richiedere perlomeno i vaccini e di avere poi i ristori, li chiami risarcimenti, li chiami ristori, metta il nome che vuole, però dobbiamo fare un qualche cosa per poter aiutare questi imprenditori, che sono gli imprenditori italiani e la gente che lavora tutti i giorni e che oggi è veramente
sconsolata. La parola sconsolata è giusta. Certo. E poi finale non solo per i nostri operatori, per i nostri associati, ma per tutta la gente che ci abita. Qui ci sono delle famiglie che traggono sostentamento dal lavoro che viene fatto dal turismo in montagna. Questo è l'indotto. E questi che cosa possono dire alla famiglia? Sì, c'è la cassa integrazione che poi è arrivata con un po' di ritardo, gli imprenditori magari molte volte hanno dovuto anticipare i soldi, ma parlavo con un albergatore l'altro giorno e mi ha detto: noi siamo chiusi, non possiamo fare niente, però non mi posso permettere di perdere queste maestranze che ho formato in tanti anni. Cioè è un valore, è un valore. Un patrimonio. E quindi da una parte c'è l'imprenditore che sta buttando fuori sangue e lacrime e dall'altra ci sono i lavoratori che stanno anche loro soffrendo di questa situazione. Che cosa bisogna fare? Io non lo so. Adesso vediamo. Perché, certo. ma dobbiamo prima di tutto io penso al vaccino. Questo stanno sperando tutti. C'è un altro messaggio che è arrivato: ormai la parola emergenza in Italia è usata per coprire una grave mancanza di organizzazione. L'emergenza lo si è avuto un anno fa, ora un anno fa in un provvedimento 24 ore prima di chiudere è incompetenza, punto. Certo. Passo la parola certo. certo. È quello che dicevo. Assolutamente. Presidente, la interrompo un attimo, dopo magari resti qua con noi. Do la parola al direttore Gattolin. Ha detto una cosa interessante, Presidente: il mondo ASCO, il mondo commercio, effettivamente tirando le somme è quello che soffre di più, perché comprende anche tutto il settore turistico, quindi bar, pubblici esercizi, aprono, non aprono, c'è i ristoranti che non aprono più la sera, sembrava di sì, adesso ancora di no, quindi vanno avanti a un fatturato ridottissimo. Ma anche il mondo dello spettacolo, che il mondo è di dello nostra spettacolo, bravissimo, aggiunto anche questo. E anche se vogliamo il mondo della cultura, cioè è tutto che gira intorno al nostro mondo. Noi siamo intanto l'associazione più capillare sul territorio, non c'è nessuno che è capillare come noi. Assolutamente. La nostra capillarità forse in questo caso ci sta facendo soffrire, ma ci debbono aiutare. Esatto, ci devono aiutare. Come vedete un po' la situazione alla luce anche poi di questo fatto nuovo che è interessante, ma non so se può venire in aiuto o meno, dei nuovi 17 distretti del commercio, che è un modo per organizzare ma anche per rilanciare i centri storici, per valorizzare un po' un'economia di vicinato che altrimenti ne risente, insomma. Poi trapassando da zona rossa arancione, cioè abbiamo visto quel che è successo con l'inizio dei saldi, che è stato un po' sottotono, insomma. L'esperienza in questo periodo, in questo anno dei distretti del commercio dimostra come questo è un modello utile per andare a intervenire a partire dal locale, con la responsabilità degli operatori locali insieme con l'amministrazione locale, per andare a gestire quelle problematiche che richiedono un confronto continuo e anche delle soluzioni veloci, rapide e immediate. Per cui il modello dei distretti è un modello di responsabilità che fa partire dal territorio, dal basso, dagli operatori, dagli imprenditori, anche dai stessi cittadini e dalla pubblica amministrazione, quelle scelte, quei fattori che incidono immediatamente nel creare elementi di positività. Ma cosa vogliono dire? Perché noi abbiamo ricevuto una mail molto interessante, non la riproduco in toto perché era lunga, da parte di un commerciante, tra l'altro proprio in provincia di Padova se non erro, che diceva: ma spiegateci bene che cosa vogliono dire, cioè io che ho un negozio che cosa mi comporta, dove sono questi vantaggi, cioè concretamente gli addetti ai lavori vogliono capire ma questa parola come si realizza poi nella pratica? Ma nella pratica vuol dire creare un'azione coordinata. Distretti vuol dire imprese che si mettono insieme in un territorio omogeneo, tra l'altro, per andare a definire quelle azioni utili a valorizzare le economie del territorio e i servizi di quel territorio, per cui mettere insieme le diverse esigenze in modo tale da far sì che si possano fare scelte chiare, precise, veloci e che siano espressione proprio delle esigenze reali degli imprenditori ma anche dei cittadini, creo dei servizi, sviluppo delle attività di promozione condivisa tra tutti i diversi operatori in modo da essere più attrattivi per esempio nel territorio, o gestisco in maniera coordinata un sistema di sicurezza o
come ho visto in altre occasioni, per favorire un pochino anche la parte dell'e-commerce, ci organizziamo per poter essere presenti con forza e mettendo insieme le risorse un po' di tutti nei siti che sono funzionali ad attrarre le persone o i consumatori, o organizziamo direttamente una piattaforma a livello locale, cosa che è successo in moltissimi distretti, per cui è il mettere insieme per poter conquistare spazi nuovi e poter adeguare la propria offerta commerciale da una parte, ma anche la capacità di acquisire un modo diverso di incontrare i clienti, un modo diverso di essere presenti per essere efficaci nella propria attività. Conviene fare insieme, perché altrimenti sarebbe molto difficile per i singoli poter fare quelle innovazioni, mettere in atto quelle azioni che rischierebbero di essere troppo impegnative da un punto di vista economico, certo, rispetto a quando vengono fatte con altri operatori del territorio. C'è anche un lavoro cogestito con la pubblica amministrazione. Infatti dicevo, c'è il ruolo di interazione con la pubblica amministrazione. Ed è molto importante, perché vuol dire valutare insieme quali sono le azioni che possono essere fatte, tenendo presente anche le criticità e gli effetti collaterali di ogni intervento. Chiaro. Quindi questa è una notizia che è positiva, quindi è attuato dalla Regione Veneto in collaborazione appunto con Confcommercio. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme e dovremo riuscire ad attuare il collegamento invece con Confturismo Veneto, un po' il punto della situazione rapidissimo con il Presidente Michielli, tra poco.